No, I'm not a writer. Ok. Ancora non mandano fuori l'aggiornamento dell'app della GoPro, maledetti. Commenti giustamente tutti iper negativi. Anche perché c'è chi, sì, non come me, la GoPro la usa per lavoro anche, insomma io ho visto tanti che fanno documentari e certe riprese usano la GoPro, però chi non ha il monitorino, è vero che vendono il monitorino dietro, ma chi non ha il monitorino usa l'app. Dall'app vedi quello che inquadra la GoPro, oltre a avviare e stoppare la registrazione. E quindi anch'io non so mai cosa riprendo, hai capito? Non so mai a volte se la luce è giusta, oppure tipo vedevo in un altro video c'erano le luci della cucina che facevano tutto l'effetto navicella, no? Con la striscia di luce. E quello io non lo posso vedere, non lo posso capire, lo vedo solo dopo. Se avevo l'app lì lo vedevo e allora bastava un attimo spostare la GoPro oppure mettere la testa davanti alla luce e hai risolto tutto, no? Vabbè, porteremo pazienza. È strano, cioè, che un'azienda grande come quella della GoPro si rovini così per un'app, cioè, boh, di solito se c'è un problema, soprattutto un problema grave del genere su un brand così rinomato, i tecnici si mettono in un giorno o due e rifanno, anche perché in casi di emergenza, voglio dire, ripristini l'app precedente. Anzi, voglio fare una cosa furba, voglio vedere se riesco a scaricarmi in qualche modo la versione precedente dell'app della GoPro. Sì, esatto, c'è questo bel sito, se dovesse tornarti utile, APK Mirror, dove di solito andavo a prendermi la roba, mi è tornato in mente solo adesso, perché qua, adesso torniamo indietro, tipo io cerco l'app della GoPro, GoPro Capture, tu dici la trovo nel Play Store, no? Sì, è vero, ma qua ti trovi tutte le versioni. Allora, quella che non dovrebbe andare in teoria è la 3.2 del 1 febbraio. E adesso è il 9 febbraio, sì, è quella. La 3.2 è quella che ha dato problemi. Adesso sto scaricando la 3.1.1, che è quella del 6 dicembre. Vedi, se ti dovesse servire, www.apkmirror.com, oppure semplicemente vai su Google, scrivi GoPro Capture, che è il nome dell'app, APK. APK è il nome del pacchetto di installazione delle app Android. Occhio. Tac, ciao. Grande. Bene, basta mettere l'APK vecchio, quindi anche se a voi possessori di GoPro 4 avete questo problema, anzi anche per le altre GoPro, possessori di GoPro che vogliono utilizzare l'app per lo smartphone, basta semplicemente disinstallarla e mettere la versione precedente, la 3.1.1. Adesso con l'app vado seriamente bene, posso organizzarmi tutti i vari campi visivi, questo è lo stretto, poi c'è il medio, il largo, posso vedere che non sbordo, tipo io adesso come ho messo la GoPro non l'avrei mai messa così, perché mi sembra che sto riprendendo l'armadio e che io esco dall'inquadratura, invece stranamente guardo poi nell'app qua, vedi, e io sono nel lato, vedi. So che le ho provate un po' tutte come software di editing, ma alla fine guarda che sto Windows Movie Maker è veramente eccezionale per farti risparmiare tempo, cioè ha tantissime combinazioni di tasti, puoi muoverti con la tastiera per mandare avanti e indietro, per duplicare, copi e cloni velocemente, tutte le clip, metti gli audio, è veramente fatto bene, anche i suoi effettini, insomma, quindi al massimo è la semplicità. E nel mio caso, almeno per i dietro le quinte, è vero, è veramente veloce, quindi per dietro le quinte decisamente utilizzerò questo, e per le puntine, da quando inizierò un attimo a provare a migliorarle, a farle bene, vediamo insomma che programma usare. Esperimenti con la GoPro, questa è la modalità larga, wide, che ti deforma la faccia, infatti dovresti vedere, guarda, buongiorno. Poi questa è la modalità media, sempre abbastanza larga come inquadratura, un pochino ti deforma anche qui, insomma, se vai da vicino, e poi vedi che si è riavvicinato il tutto. Questo perché questa è la modalità stretta, diciamo io la vedo
Da qui vedo che l'immagine non si deforma, è ottima diciamo per parlare, per fare i discorsi, per fare questo genere di video qua. Se devi andare in giro è più interessante una modalità wide, soprattutto se sei in bicicletta, fai quelle cose, un po' di attività sportiva, può essere skateboard, roller, snowboard, sci. E se no la modalità wide comunque per quando vai in giro, che sei fra edifici o in mezzo alla natura, vedi un po' il paesaggio un po' più con effetto, non dico tridimensionale chiaramente, però più piacevole, no, da vedere, più particolare.